Allora, abbiamo parlato dei termini e di chi può chiedere l'esenzione dal canone RAI, sono regole tassative per cui non è che si può andare oltre questi limiti. Invece i limiti vengono superati quando parliamo di sovraindebitamento. Cosa succede? Che cos'è? Che cosa avete riscontrato? Soprattutto in quello giovanile. Allora, incuriosito dalla vostra tematica, sono andato a vedere quanti soldi la RAI ha incassato con la minore evasione per addebito in bolletta elettrica, ben 500 milioni. Complimenti, ma perché allora non abbassano il canone? Posso dare una risposta da Presidente dei Consumatori o da cittadino che paga il canone RAI? No, Presidente Consumatori, no, da Presidente Consumatori. Allora, il fatto che non abbassino il canone RAI dipende da come ci hanno spiegato, dalle sovrastrutture le chiamano loro, cioè loro hanno creato delle infrastrutture che man mano stanno tagliando, perché se io vado a Palazzo Labia non so quanti erano prima dipendenti, adesso li a tagliare per bene, ma la sovrastruttura è il fatto che deve esserci garantita la comunicazione, quella che la RAI doveva dare a tutti i cittadini, che è una comunicazione di servizio, che è una comunicazione di intrattenimento qualsiasi, ma che sia un presidio che per legge è un diritto nostro. Allora il diritto, no, può essere di quelli universali che tu nasci, no, con i diritti universali, e quelli che devi pagare, caro amico. Questo è un diritto che si paga. Allora, i 500 milioni servono perché la RAI, come tutte quante, come è stato per la BBC, hanno dovuto fare il dimagrimento, però sono essenziali e servono. Quindi ci sono delle sovrastrutture che non possono essere compresse. Per cui, anche se noi cittadini pagassimo 80 euro al posto dei 90, no? Quei 10 euro sono 70 milioni mi sembra in tutto, perché siamo un tot, non consentirebbero un'adeguata fornitura di servizio. È un servizio per tutti, per quelli che lo pagano e per quelli che non lo pagano. Forse sarebbe meglio che cominciassero a vedere, visto che oggi con l'intelligenza artificiale sanno tutto, ormai si interfacciano le banche, le assicurazioni, sanno tutto di noi, sanno anche a che ora andiamo a letto, a che ora dormiamo, se prendiamo la pastiglia, se prendiamo il caffè la mattina. Lei faccia vedere, siamo tutti quanti, monitorati, per cui per non andare fuori tema, il signore ha ragione, da consumatore, da presidente dell'associazione, ci sono dei costi che si chiamano incomprimibili e questi sono le sovrastrutture. Chiaro. Mi dispiace dirlo, però è così. Allora, andiamo a vedere adesso il sovraindebitamento. Eccolo. Che cosa vuol dire? Abbiamo fatto uno studio da un anno e adesso sia la Comunità Europea, la slide non è molto, ho preso solamente una slide, è stato fatto uno studio a livello europeo per vedere un attimino come sta andando il sovraindebitamento, no? E guarda caso tutti questi cervelloni, dopo 2 anni di studi, hanno scoperto che nell'era post-Covid, no? E anche nel momento del Covid, si è scatenato, è cresciuto in maniera esponenziale gli acquisti online e si è scatenato chiaramente tutta una serie di conseguenze, ma si pensava prima che le fasce d'età più colpite sarebbero state quelle che avevano il reddito, te, io, quelli che hanno uno stipendio. Diciamo che andando a vedere invece le famiglie, a ragionare sulle famiglie, hanno scoperto che il sovraindebitamento sta incominciando a farsi strada anche sui giovani dai 15 anni in su. Come? Come lo spieghiamo? Ecco, semplicissimo. Primo, il comportamento virtuoso delle famiglie, dei genitori, no? Che stanno incominciando a surrogare gli incarichi che sarebbero stati di loro competenza, cioè devi comprare le sneaker? Bene, vengo con te. No, non ho tempo, ti do la mia carta di credito. Il ragazzino dei 15 anni, no, non potrebbe andare a pagare con la carta di credito, minorenne, ma molti acquisti online invece si fanno con la carta di credito proprio perché li dà, cioè non possono sapere se questo ha 18 anni, loro vedono la carta di credito
di uno adulto, perché se uno ha la carta di credito è adulto, oppure fanno le ricaricabili famose. Le famose ricaricabili le possono usare tutti, quindi hanno un IBAN. invece che dargli contante, gli danno la ricaricabile. Ecco. E poi dopo... Dov'è il problema? Il problema è che i ragazzi, no? Se vedete nella prima slide, nella seconda slide che ho portato, quella dove eccolo qua, l'iperconnettività espone i giovani a rischi. L'86% di quindicenni ha fatto acquisti online e l'uso di app per pagamenti è diffuso. 86 Vuoi sapere, tanto. Elena, volete sapere, telespettatori, di quell'86% quale percentuale compra per emulazione? Ecco, Il infatti 51% dei ragazzini ma qua 61. compra le scarpe perché ce l'ha il mio amico. Ma qua addirittura dice fuori il 61% influenzato dai coetanei. Sì, scusa, il 51, il 61. Sì. Cioè, no? In questa epoca in cui siamo tutti interconnessi, anche per i social, vedono sui social questo posta, la scarpa, no, la devo avere anch'io, papà mi raccomando. Quindi l'emulazione in un ragazzo è la prima, se uno ha la giacca più strafiga, no? Dicono qua, dai, me la prendo uguale anche con lo stesso colore perché poi se no con la morosetta, capito? Avanti sei proprio un pezzente, con chi vivo, no? E quindi l'emulazione sta provocando questo tipo di che i social ingigantiscono, perché poi dopo se mette su Instagram, su Facebook fotografie, quelle robe là, e allora no, se ha messo l'orecchino, ma questo qua dove l'ha comprato da allora lui, avendo carte credito in mano, dice, ah sai che online compro da quel negozio là, mi compro l'orecchino per la mia morosetta. Questo, i quindicenni già ci stanno dando un segnale che il sovraindebitamento non è a fasce d'età, si sta allargando la fascia d'età, per cui dobbiamo stare attenti a capire che una famiglia quel reddito aveva e quel reddito ha. Cioè, non si può ragionare, ai tempi miei e tuoi, no? Se non avevi i soldi, non si compra, non che si schiedi. Oggi invece c'è anche, e oltretutto io, questa è una cosa che ho criticato sempre, c'è anche una come dire, libertà anche di comportamenti anche da parte delle famiglie che magari sovrastimano anche il pensiero dei loro figli, cioè la capacità dei loro figli di essere virtuosi, risparmiosi, eccetera. Cosa significa per un ragazzino di 15 anni risparmio? Non esiste neanche la parola a casa mia. Per cui i grandi devono stare attenti, ma attenzione ragazzi che quell'aumento del sovraindebitamento si sta pericolosamente estendendo anche ai beni non solo primari. Io quando sono venuto l'ultima volta, io e te abbiamo discusso dei supermercati, delle carte Fidelity, eccetera, ma io parlavo di mangiare quella volta là. Oggi sto parlando di beni voluttuosi. Chiamiamoli così? Voluttuari, sì. Il comitato voluttuari, scusa, voluttuosi. Però possono essere anche voluttuosi. Sì. Il comitato Edufin ha identificato nel rapporto tra società digitale e finanza una priorità, sottolineando i rischi legati a criptoattività non regolamentate, truffa online e furto di identità. Questo direi che è molto importante. Allora, un giorno sarà mia cura chi mi inviterà di segnalare le truffe online, come si stanno moltiplicando in maniera esponenziale. Te ne ho detta una prima fuori onda che ti ho detto non lo sapevo, ieri è uscita fuori. Ce ne sono tantissime. Quindi quanto più aumenta, no? Come dire, quando il mezzo ti permette, no, di essere fantasioso nella truffa, tanto più il target si allarga. Perché anche qua non ci sono più le fasce d'età, non c'è il vecchio dei 90 anni come me, capito, rimbambito. C'è il ragazzino dei 16 anni, 17 anni che si fa intortare. C'è il giovane professionista, dirigente, avvocato, ingegnere, eccetera, che si fa fare delle truffe che io, me ne è venuto qualcuno professionista, ho detto, ma lei sta scherzando o cosa? Perché molte volte anche siamo un pochettino, anche ci sovrastimiamo, ci sopravvalutiamo anche
nel riuscire a intercettare le truffe. Ecco, capita anche ai professionisti come me e te. Ecco, quindi bisognerebbe acquisire sempre più, e voi state cercando anche di fare questa campagna di sensibilizzazione, delle competenze digitali. Lo devono fare gli anziani, lo sanno fare i giovani, però i giovani istintivamente si fidano, come anche i più anziani, no? Quindi si crea fiducia. Ieri facevo un corso di formazione ai miei sportellisti e ho detto, guardate, quando facevo comunicazione, io la prima cosa che mi viene in mente da un mio grande insegnante, che è ancora qua a Padova, e diceva, McLuhan diceva, il mezzo è il messaggio, cosa usi? La radio, la televisione, il computer. Quelli anziani, che ci chiamano boomer adesso, ho capito cosa è, vabbè, boomer perché poi si usa una parola inglese che tu dici, vabbè dai, boomer, può andare, mi puoi chiamare anche boomer, invece significa che sei rimbambito, cioè che non sai niente di computer, niente di acquisti online, eccetera. Prima quello era il target. Allora, se quella gente là deve essere educata finanziariamente, non può essere educata per gli acquisti online, ma deve essere educata per non farsi truffare da quelli che vanno ai carabinieri, vestiti da carabiniere, ci sono a seconda della ma situazione. i giovani oggi, no, che fanno tutti gli acquisti online, ieri ne ho vista un'altra, no, che hanno di quelli che col telefonino ti si avvicinano e se tu, siccome tutti hanno il pagamento là, quello là, basta che si avvicinano col telefonino, se tu non c'hai la schermatura sul tuo bancomat eccetera, ti possono pulire il conto. Allora ragazzi, bisogna capire che anche quelli di una certa età, e i giovani specialmente, capiscano che tutte queste modalità di pagamento poi dopo possono essere un'arma a doppio taglio e ti possono anche... Un rischio assolutamente. Ecco, diventano un rischio micidiale. Allora, io la ringrazio Presidente, vi ricordo se avete dubbi, perplessità, chiamate per un appuntamento all'Associazione Consumatori chiamate prima. Chiamate che sarà felicissimo il Presidente no, se collaborate prima, non quando l'avete già fatto, perché quando l'avete già fatto siamo troppo morti. tardi. Grazie ancora, buon proseguimento, rivedete la puntata su YouTube e sul web.